Arrivate qui, siamo venute noi due da sole, sì, abbiamo parlato con... Sì, le prime volte, la prima volta, meglio di così non potevano essere, diciamo, veramente non finirò mai di ringraziarli perché mi sono trovata come in famiglia, si può dire, sono stati davvero, che poi so se ti ricordi che sono stata male, quindi mi hanno tenuto dei giorni in clinica ricoverata. C'era Elena, l'infermiera, che è stata con me anche di notte, è stata troppo brava. Sono Giuseppina Onnis, sono italiana. Pur di avere i denti fissi, per me, guarda, perché ne soffro a non averli fissi, capito? Ieri ho fatto la prima visita e il dottore mi ha spiegato che mi doveva fare gli zigomatici. Va bene con tutti, siete abbastanza gentili, tutti quanti, quindi una famiglia, diciamo. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuti alla clinica del dottor Palmas. Salve, buongiorno a tutti. Sono Luigi Ariemma. Sono arrivato in Moldavia per curarmi i denti, sapendo che questa clinica è molto buona ed eccezionale. Ho contattato il dottor Palmas e lo staff e mi sono trovato molto bene, anche perché era una situazione molto brutta la mia e in Italia non potevo curarmi perché non ho trovato dentisti all'altezza e ho preferito venire in Moldavia qui dal dottor Palmas in questa clinica. Tutto bene, uno staff eccezionale, giusto? Benissimo. Ciao, sono Virineia. Fare attenzione a ogni paziente in parte. I primi 2 giorni sono dedicati alla chirurgia, quindi seguiamo i pazienti, assistiamo anche alle chirurgie. Dopodiché sul 3° giorno facciamo le impronte, mandiamo i pazienti dai protesisti, scegliamo insieme i tipi di impianti, di denti. La più sollecitata linea è la superior, è la linea di più non c'è. Abbiamo avuto pazienti molto contenti e è un'estetica molto bella che non si nota nemmeno che siano impianti, siano denti fatti, sono come quelli naturali. Ai pazienti che sono già stati in clinica auguro di venirci a trovare, di venire a fare le visite e di tenerci sempre informati sulle loro aspettative, e ai pazienti che devono ancora venire vorrei dare un benvenuto e li aspettiamo tutti in clinica. Buona settimana!